I 5 cavalli rimasti in corsa per questo primo evento serale li andiamo a leggere mentre si sono raccolti, si stanno dirigendo verso l'autostart che con le luci li ha richiamati ad allinearsi dietro appunto le ali che sono già aperte. Ritirato il numero 1 di Instagram, parte con il numero 2 il boss dei Greppi con Nicola Del Rosso, con il numero 3 Ippolito Jet Fabrizio Martinelli, 4 Italia D'Alvio Carlo Bonfiglioli, 5 Icaro Mo con Patrick Romano, 6 Ivano Ducrassi ritirata quindi non sarà presente, con il numero 7 Ilaria Luis Michela Rossi, quindi ne rimangono 7, molto appoggiato al gioco il numero 3 di Ippolito Jet interpretato da Fabrizio Martinelli. È una corsa riservata a cavalli che non hanno vinto ancora 2000 euro in carriera e quindi sono cavalli con una relativa poca esperienza, tanto che il favorito Ippolito Jet è comunque un cavallo al debutto proprio questa sera qua al Savio. La macchina accelera, l'allineamento è perfettibile, ma la corsa prende il via con Italia D'Alvio e Carlo Bonfiglioli che tranquillamente prendono la prima posizione e dietro di loro si mette il boss dei Greppi con Nicola De Rossi e poi il numero 5 di Caro Mo che rimane a destra a precedere il numero 3 di Ippolito Jet, dietro a tutti Ilaria Luis. Arriviamo ai primi 200 metri di corsa, ci arriviamo in questo momento con Italia D'Alvio e Carlo Bonfiglioli che appunto hanno preso il comando delle operazioni, 15-6 per questi primi 200 metri. Si muove già dal fondo del gruppo Ippolito Jet e prova ovviamente a mettere subito le cose in chiaro su quali saranno i temi della corsa. Quando arriviamo ai 400 metri con Italia D'Alvio sempre davanti, 400 metri in 31,2, ma adesso Ippolito Jet lo segue ed è in seconda posizione. Ippolito Jet prende già la destra, incomincia a mettere pressione al leader e i due cavalli si distaccano rispetto ai tre che li seguono. 600 metri, questi qui in 15,8, quindi non c'è un'andatura particolarmente importante e ora si va verso gli 800 metri, quindi al compimento del primo giro con Ippolito Jet che continua a mettere pressione al leader Italia D'Alvio. Dietro di loro si presenta la figura di Caro Mo e quando siamo appunto passati in 1, 2 e 3 agli 800 metri di corsa Carlo Bonfiglioli continua tranquillamente a mantenere la sua andatura, adesso incomincia a richiamare il suo allievo a un maggiore impegno. Quando arriviamo al chilometro passato in 1,18, Ippolito Jet continua la sua leggera ma continua pressione verso il leader della corsa. Dietro di loro abbiamo gli altri cavalli che seguono, che sono sempre terzo, Icaro Mo, e sono passati altri 200 metri, entriamo negli ultimi 400, un 15 per la retta delle scuderie, le cose non cambiano, sempre Ippolito Jet che prova a fare pressing, ma la sua azione sembra perdere di incisività quando siamo a metà dell'ultima curva. Davanti a tutti era ancora Italia D'Alvio con Carlo Bonfiglioli che entra primo al termine della curva, quindi in retta d'arrivo, quindi Italia D'Alvio prova a darsi la gambe, prova ad avvicinare il momento del palo che sta per arrivare al suo interno, arriva Icaro Mo, ma è tardi perché Italia D'Alvio e Carlo Bonfiglioli vincono questa prima corsa precedendo il numero 5 di Icaro Mo e il numero 3 di Ippolito Jet. Quindi anche lo slow motion conferma questa vittoria di Carlo Bonfiglioli che ha interpretato Italia D'Alvio, questa femmina da Oro Puro Bar e Seattle B, niente di meno, allenata da Salvatore Valentino di proprietà di Carlo Bonfiglioli che vince questa prima corsa, lo ripeto ancora, precedendo il numero 5 di Icaro Mo e il numero 3 di Ippolito Jet.